Federico Simeoni, consigliere provinciale di Patria e Furlane a Udine. Allora Simeoni, innanzitutto un commento su questa tornata elettorale in Friuli Venezia Giulia. Voi non eravate presenti, però insomma avete tenuto d'occhio un po' Sì, mi sembra che il giudizio finale sia tanto tuonò che piove. Mi dispiace a leggere oggi le dichiarazioni della Presidente che invece che assumere un modesto mea culpa dice che a lei non piacciono le persone che mettono gli altri all'indice e che bisogna cercare le responsabilità diffuse. Forse anche Io a credo che Monfalcone hanno perso la Trebisonda, anche a Monfalcone in particolare. le responsabilità diffuse io non ne vedo molte, io vedo una gestione padronale del PD regionale, quindi, ma comunque sono conti che verranno fatti in famiglia altrui, non mi sento di andare a esaminare più di tanto, però credo che gli elettori abbiano dato un giudizio più che sereno sull'andamento della regione. Si dice che le urne sono sovrane e come tali, come l'Arca all'epoca contengono le famose tavole, ma in questo caso a volte le tavole, se non sono fatte bene, possono anche far male, dice qualcuno. Se prese nei denti credo proprio di sì. Senta un po', invece, parliamo per quanto riguarda la provincia. Abbiamo in settimana il capogruppo del Partito Democratico, Salvatore Spitaleri, ha rassegnato le dimissioni all'interno della provincia. Sembra che anche altri suoi compagni di partito, intendo sempre Spitaleri, dovrebbero seguire le linee indicative date dal numero 1. Prove tecniche per commissariare e dunque chiudere il prima possibile l'ente? Ci sono due situazioni, quella del collega Spitaleri, che sono dimissioni non dovute da quanto ho letto, non è la direttiva del partito, ma una scelta sua personale dettata da incompatibilità tra l'attività professionale per consulenze svolte per conto di dipendenti pubblici e enti pubblici che quindi sono non conciliabili con l'attività di rappresentante di un ente pubblico, e dall'altra invece c'è la segnalazione di diffida che è arrivata dalla Regione agli uffici dell'amministrazione provinciale, che è quella di adempiere ai piani di subentro, in particolare quello dell'edilizia scolastica, che l'amministrazione Fontanini, giustificando con la complessità dell'operazione, non ha ancora adempiuto. Io ho sempre detto che in occasione degli altri piani di subentro che mi rifiutavo di votarli in quanto vedevo umiliata l'ente provincia, che dovrebbe comunque rimanere aperto fino al 2018, quando invece forse era più proficuo mantenere integri gli uffici e metterli a disposizione dei comuni per gestire una transizione temporale progressiva nei confronti delle UTI, e che chi ha creato il casino, perché di questo si tratta in regione, che se ne assumesse direttamente le responsabilità commissariando la provincia per quelle funzioni. Sembrerebbe che siamo arrivati al momento fatale, vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi. Poi si dice che arriva il 1° novembre e forse arriva anche qualcos'altro per dare ulteriori, mitigare, diciamo così, il pensiero. Sì, vedremo ma io non credo che la tornata elettorale inciderà molto su questo, perché come già detto altre volte, mi sembra che la giunta Serracchiani non voglia farsi influenzare, continui nella sua arroganza, quindi il disegno ormai di chiusura delle province lo porterà fino in fondo. Io spero che invece a dicembre ci sia l'ulteriore mazzata dei cittadini nei confronti di questa spregiudicata e padronale gestione D'altronde, politica. e poi chiudiamo, l'ha detto anche il direttore nella prima parte, c'è un famoso motto, no? Chi vive sperando, e sappiamo come va a finire. Grazie al nostro ospite, grazie a voi gentili amici.